Buonasera, benvenuti a tutti voi qui per questo convegno dedicato al tema dell'immigrazione. L'immigrazione, a differenza di quello che di solito si discute in ambito nazionale, in quello che noi vediamo nei talk show, nei telegiornali, insomma in tutti i media, vogliamo discutere di immigrazione in Sardegna. Perché immigrazione in Sardegna? Perché anche la nostra terra, con gli sbarchi, con tutta una serie di processi che purtroppo si sono innescati nel Mediterraneo, anche in quei paesi che sono i paesi di origine dei migranti, che spesso si affacciano nel mare in cui noi siamo centrali anche per la nostra collocazione geografica. Purtroppo questo tema è sempre più di attualità. Per molti il tema dell'immigrazione è visto come una problematica alla quale lo Stato deve fare fronte, mentre per altri, anche dipende dalla collocazione ideologica e politica, il tema dell'immigrazione invece è visto come una grande risorsa importante alla quale insomma poter attingere soprattutto come italiani, ma in particolar modo anche come sardi, visto che la nostra terra comunque è una terra che gli studi scientifici, una ricerca anche dell'Università di Cagliari, dice che nei prossimi decenni potrebbe essere addirittura spopolata. Quindi uno spopolamento che potrebbe dare origine anche a delle difficoltà molto più ampie, perché quando ci sono meno persone che abitano una terra, un territorio, evidentemente ci sono anche meno condizioni per le quali questo territorio possa essere servito, ad esempio, da servizi, possa essere servito da un interesse che è quello dello Stato, che lo abbiamo visto qua anche nel SUGIS, più passa il tempo, sempre di più disimpegnandosi rispetto a certi servizi e certe tematiche che dovrebbero essere importanti. D'altro canto però anche chi sostiene che l'immigrazione irregolare, quella incontrollata, possa essere un problema, ha le sue ragioni, perché abbiamo visto che comunque in Italia non esiste un welfare allargato. In Italia con l'immigrazione si possono ingenerare dei fenomeni dei quali dopo noi sicuramente discuteremo qui dentro, che possono essere quelli della concorrenza sleale tra lavoratori, quelli della svalutazione sociale, quelli purtroppo di un sistema che noi abbiamo capitalistico, che purtroppo non rispetta spesso i diritti delle persone. E quindi quando dei cittadini, quando un popolo, in questo caso il popolo sardo, ma anche quello di questo territorio, si trova in gravi difficoltà economiche perché non c'è lavoro, perché non c'è da parte dello Stato quel welfare e quella copertura in grado di dare garanzie a tutti i lavoratori, poi si possono anche ingenerare dei fenomeni appunto di intolleranza. E molte volte anche in modo sbagliato, perché ovviamente non è colpa delle persone che stanno male se evidentemente i cittadini che vivono qui, sia essi sardi, autoctoni o anche coloro che sono venuti a vivere sono immigrati regolari da sempre, non è colpa ovviamente dei cittadini se lo Stato in Sardegna, anche in Italia, non garantisce quel welfare, quella copertura che in altri paesi occidentali invece è garantita. Quindi affronteremo anche la tematica della crisi, la tematica quindi del lavoro, la tematica della prospettiva della Sardegna, e anche parleremo del problema dell'immigrazione in termini concreti, anche elaborando dei numeri, elaborando anche dei ragionamenti pratici, perché è facile dire, così come sentiamo spesso anche, ripeto, nei media, nei talk show a livello nazionale, che l'immigrazione può essere un problema e deve essere combattuta, deve essere regolamentata, quando poi però dalle coste africane, dalle coste del Medio Oriente, purtroppo ci sono milioni in questo momento di persone che sono a rischio povertà, a rischio distruzione, a rischio per la propria famiglia, perché ci sono in corso dei conflitti o comunque ci sono delle responsabilità enormi anche da parte dei governi occidentali, che in quelle terre, se non hanno fatto affari, se non hanno lucrato, ultimamente hanno portato comunque guerre, distruzioni e sicuramente anche persecuzioni. Quindi è un problema complesso, un problema che deve essere affrontato secondo me in termini pratici, senza ideologie, perché purtroppo, come spesso succede nell'agone politico italiano, le ideologie, i due opposti pensieri spesso portano a non analizzare questa questione in termini pratici e concreti, e spesso si tende a estremizzare da una parte e dall'altra e non si tende però ad affrontare il problema nella sua concretezza, nella serietà, avanzando delle proposte che siano fattibili, perché oggi nessuno è in grado di dire realmente come si può essere in grado di bloccare questa grande migrazione, questo grande esodo delle persone. Nessuno è in grado oggi di dirci, almeno fino ad oggi, come si può scongiurare quel fenomeno che io prima indicavo nella svalutazione sociale dei lavoratori, nella concorrenza sleale, in un sistema purtroppo che noi sappiamo essere capitalistico, liberistico, che purtroppo non dà garanzie ai lavoratori, tantomeno a quelli meno protetti.
Alcuni economisti come Emanuele Farragina, ma anche come altri, identificano questo spazio, questa parte di popolazione, parte di società a livello nazionale e tanto più in realtà come il Sud e come la Sardegna, come la maggioranza invisibile, coloro che non sono tutelati in alcun modo, coloro che non fanno parte di quelle classi, chiamiamole così, di quelle parti anzi di popolazione che sia a livello sindacale che a livello politico, a livello di rappresentanza, di interlocuzione politica hanno una tutela. La maggioranza invisibile oggi è composta dai precari, dai NEET, e cioè tutti quei giovani che non studiano, che hanno perso la capacità e la voglia di formarsi e di crearsi un avvenire, sicuramente dei pensionati, quelli che hanno una pensione minima, ma soprattutto poi negli immigrati che oggi in Italia, a parte quelli regolari che sono oltre 5 milioni, sono in grandissima percentuale purtroppo anche irregolari, non tutelati e non rappresentati sia a livello sindacale che a livello politico, perché non ci sono leggi che ti permettono però di poterli rappresentare. D'altro canto, e poi iniziamo subito col dibattito, dobbiamo dire in apertura che l'immigrazione regolare però in Italia ha un valore aggiunto che l'Istat ha identificato come incidenza nel prodotto interno lordo di oltre il 5,6%. Circa 500.000 aziende in Italia sono gestite da immigrati ed incidono per un gettito fiscale di 7,6 miliardi che unito ai contributi previdenziali si arriva quasi a 17 miliardi. Questo per dire che se la Sardegna si spopola, se l'Italia è una nazione che non fa più figli, se l'Italia è una nazione che in prospettiva non avrà più la capacità, purtroppo avendo sempre meno persone che lavorano o entrano tardi a lavorare, addirittura anche di poter pagare le pensioni a coloro che oggi la prendono e che la prenderanno anche un domani, evidentemente anche il problema dell'immigrazione, secondo me e secondo quello che tutti i paesi occidentali europei hanno evidenziato e hanno portato avanti con le loro politiche, potrebbe essere anche utilizzato come risorsa, però dando la possibilità appunto a chi viene in Italia di diventare più una risorsa dal punto di vista della propria valorizzazione e non un problema come sta succedendo adesso, perché gli immigrati spesso vengono sfruttati. Ci sono, l'abbiamo visto anche in inchieste giudiziarie, delle cooperative e anche dei sistemi che hanno sfruttato l'immigrazione e che secondo me hanno favorito anche questa immigrazione, perché le lobby, noi sappiamo benissimo che a livello politico, a livello militare, a livello poi anche di assistenza spesso sono collegate, hanno un unico filo conduttore che ci porta sempre dagli stessi gruppi di potere che gestiscono appunto la nostra nazione. Ma credo che gli ospiti che ora vi presenterò, e non a caso sono stati scelti, sapranno illustrare meglio i loro punti di vista. Io durante il dibattito cercherò di stimolare, cercherò di fare in modo che tutte le questioni vengano sviscerate in modo, come dire, più ideologizzato possibile, senza ideologie, senza appunto intervenire nella solita logica politica di partigianeria politica. E quindi vi presento Salvatore Deida, noto sasso, portavoce di Fratelli d'Italia. Luca Pizzuto, segretario regionale di Sinistra Ecologia e Libertà. Quindi non a caso due esponenti, uno di sinistra e uno di destra, con due visioni apparentemente contrapposte, apparentemente antitetiche tra loro, che però, secondo me, su alcune questioni, sono convinto possano anche riuscire a trovare, se non una direzione univoca, quantomeno dei punti di contatto importanti, soprattutto sulle cause all'origine dell'immigrazione. E naturalmente ringrazio il padrone di casa, Don Amilcare Gambella, sempre, devo dire, sensibilissimo a queste questioni, ma soprattutto nei confronti di coloro che poi vogliono sollevare queste problematiche, vogliono creare dibattito e vogliono creare riflessioni tra la gente, anche perché Don Amilcare è uno che il tema dell'accoglienza lo vive ogni giorno, lo vive nella sua opera pastorale, nella sua vita, perché i primi riferimenti oggi per coloro che soffrono, per coloro che non hanno più la capacità di potersi sostenere, quindi in particolar modo poi di quel settore debole che è quello degli immigrati, quelli che non hanno nessun tipo di tutela, spesso è diventato unicamente la Chiesa. Sono le chiese le prime che aprono le porte e sostengono appunto le persone bisognose. Quindi chi più di persone come
Don Amilcare e Gabella possono veramente parlarci dal lato umano, dal lato del suo impegno, cosa significhi aiutare queste persone, trovarsi di fronte a questa categoria di persone spesso abbandonata a se stessa. Prima di iniziare do la parola a Don Amilcare perché ci vuole dire qualcosa e poi si parte. Abbiamo già iniziato, intanto buonasera, l'integrazione. Manolo ha messo alla sua destra chi doveva stare a sinistra e viceversa. Certo, divido il mio intervento, che non è un intervento di studioso di emigrazione, ma lo divido in due parti. Prima parte, quando mi è stato commissionato, relata a refero, la dottoressa Pizzaris Loriana mi ha telefonato e mi ha detto queste due cose: di alle persone che vengono al convegno che la Sardegna è una terra di integrazione. Già con i nuragici si sono integrati i fenici e quindi già vedere un nuraghe dovrebbe farci vedere nella mente e nel cuore che c'è stata un'integrazione. L'integrazione continua in queste migliaia di anni. Diceva anche però che lei gradirebbe che quando si organizza qualcosa in cui la si vuole presente si scelgano dei giorni in cui lei non fa dialisi. Sarebbe venuta adesso 10 minuti e quindi veramente ci teneva ad essere presente, però ha dato il messaggio della integrazione che fa parte quasi del nostro DNA. Diciamo qualcosa da parte mia, non sono uno studioso di emigrazione, però mi piace vedere la situazione, anche se problematica, come si accennava poco fa, come anche situazione di risorsa e di opportunità. L'emigrato ha sempre una vita difficile. Io sono stato un emigrato d'oro, nel senso che andando a studiare fuori non è che mi sia trovato molto bene, e allora eravamo il nostro circolo dei sardi sempre insieme e cercavamo di imporci con la nostra cultura, con la nostra onestà, con il nostro rispetto, perché è quello che poi a lungo andare va avanti, e difatti non che ci avessero accolti con diffidenza, e questo capita in tutte le situazioni, non solo dal punto di vista universitario. Sto parlando di 40 anni fa oramai, quindi la mia età va avanti, oggi i tempi sono cambiati, ma parlo anche di situazioni di comunità religiose, che il sardo lo si vedeva in una certa maniera, quasi come elemento di lavoro, di manovalanza. Poi a poco ci si è accorti che invece la sua cultura, il suo rispetto, la sua preparazione lo metteva avanti agli altri, e quindi esempi di questo genere ne potrei fare molti, perché in effetti eravamo emigrati anche noi e ci mandavano anche il giornale degli emigrati, i circoli dei savi, eccetera. L'emigrazione la stiamo vivendo in una forma del tutto particolare, è un discorso che sempre noi ci facciamo, anche noi siamo stati emigrati, migliaia e milioni di italiani e anche di sardi sono andati in continenti, all'estero, in America, in Sud America, questo lo sappiamo. Il problema è vedere che cosa fare, e questo loro si sono preparati e hanno una relazione senz'altro più forbita. Il problema, secondo me, è di vari tipi, perché è un po' complesso, perché queste orde, scusate il termine, di emigrati che arrivano in Italia è tutto un discorso politico particolare, di povertà, ma anche di altro genere, quasi un'invasione che nel territorio occidentale stanno facendo. Non so se succederà la stessa cosa che è successa in antichità tra i romani e i greci. Vi dico una frase in latino, molti di voi la sapranno tradurre, però cercherò di tradurla anch'io.
Grecia capta ferum victorem cepit et arte sinturit agresti Lazio. La Grecia conquistata riuscì a conquistarsi il vincitore e portò le arti in quello che era un Lazio ancora agreste, selvaggio, capite? Quindi il problema dell'emigrazione porta anche a cambi di culture. Le persone che stanno venendo in Occidente, chiamiamo così, dall'Italia e poi tutta l'Europa, credo che abbiano dei progetti ben precisi. Non è solo una fuga dai loro territori perché hanno la fame, perché non ci stanno bene, perché la politica non li fa star bene, ma c'è senz'altro un progetto per alcune persone che vogliono importare una certa cultura. Parliamo anche di cultura islamica, non ne faccio un discorso confessionale, però non mi piace vedere le scritte che abbiamo visto in questa nostra città, non va bene. Il rispetto sempre per tutto, per le idee soprattutto, sono le idee che portano avanti. Questo è un primo aspetto. Un secondo aspetto che io vedo è quello che queste persone vanno aiutate nei loro posti d'origine, non vanno sradicate, perché se possono star bene nei loro posti di origine il discorso diventerebbe molto ma molto più semplice, ma venendo qui c'è necessità di integrazione, di rispetto. C'è paura, c'è un discorso semplice che dice ma queste persone vengono qui in Italia e subito hanno la possibilità di 35 euro al giorno, quando noi non abbiamo niente. Questo è un discorso terra a terra ed è vero, ma noi sappiamo molto bene che non si possono distogliere certi proventi che sono destinati ad una determinata cosa, destinarli per l'altra. Dobbiamo fare in maniera tale che anche le persone che vivono qui nel nostro territorio, ma in tutta Italia, che stanno male, possano avere 35 euro al giorno. Questo è un altro tipo di discorso, ma è solo teorico e ipotetico. La Regione Sardegna ha fatto dei bandi, le prefetture stanno alla ricerca di luoghi per accogliere queste persone e credo che anche nel nostro territorio, nel Sulcis Iglesiente, almeno un centinaio di questi emigrati verranno portati. In quali strutture saranno messi? C'è stato un bando che è scaduto 2 settimane fa, ne hanno fatto subito un altro la settimana scorsa che scade venerdì, in cui c'è tutto un discorso di accoglienza in determinate strutture. L'accoglienza che può essere fatta in 3 maniere determinate. Questo è il bando che la prefettura di Cagliari sta portando avanti, ripeto che scade il 22. Si possono accogliere solo uomini o solo donne, questa è la prima situazione, oppure nuclei familiari, minori accompagnati. Se si portano degli uomini, il territorio in cui verranno immessi avrà delle problematiche, è normale, perché questi usciranno, non saranno in galera e quindi ci saranno problematiche di vario genere, perché quando si sta male e si scappa da un posto per andare in un altro non si guarda tanto per il sottile e allora avremo anche una presenza di questo genere. Se si tratta di donne potrebbe esserci la situazione diciamo opposta, con altri tipi di problematiche che noi conosciamo. Già lo sapete, penso meglio di me, che c'è un pendolarismo da Cagliari a Carbonia di donne di colore che vengono per fare il mestiere più antico del mondo e poi se ne ritornano alla sera. Non sono molte, ma ci sono. Qualcuno dirà, ma come fa con amica a saperlo? Non sono un utente, ma le cose vengo a saperle e me le dicono. Minori accompagnati, quindi nuclei familiari, che forse potrebbe essere la situazione migliore anche per integrarsi, perché i bambini, i minori crescendo possono andare a scuola, eccetera. Questo non lo so che cosa avverrà qui
a Carbonia, perché chiedono dei parametri ben precisi di popolazione, perché al di sotto un certo numero di popolazione non si può realizzare questo bando. È molto importante, secondo me, se questa accoglienza venisse affiancata da una formazione, non dico la civiltà, perché la loro civiltà è civiltà, ci mancherebbe altro, ma una formazione non solo di tipo linguistico, ma di rispetto e di valori che noi non possiamo barattare con nessuno. Questo potrebbe dare anche opportunità di lavoro a quella organizzazione che si darà da fare per farli venire, e questo è già positivo, ma ripeto, i problemi ci sono. Il discorso dell'integrazione non possiamo nasconderlo dietro un dito, perché si accennava anche poco fa, la nostra popolazione è sempre di meno. Guardateci intorno, io stesso come parroco ho pochissimi ragazzi al catechismo, pochissimi. Nelle scuole quasi bisticciano per prendersi gli allievi, perché c'è anche questa campagna particolare. Per cui l'integrazione, se fatta gradualmente, se fatta veramente con grano salis, allora il discorso porterà avanti. Ripeto, il mio è un discorso che potrebbe sembrare superficiale, è di cuore però, con una certa lungimiranza. Giustamente le analisi tecniche lasciamole alle persone che studiano veramente questo problema. Grazie per il momento. Grazie Don Amilcare. Dopo che ci sarà il dibattito tra Salvatore e Luca, poi ci sarà la possibilità anche di intervenire dal pubblico, eventualmente fare domande, fare degli interventi rispetto a quello che abbiamo dibattuto. Iniziamo subito. Partiamo dall'ospite, visto che Luca è comunque un cittadino di Carbonia. L'immigrazione è un problema o una risorsa? Innanzitutto buonasera a tutti, grazie a Manolo per questo invito. Mi fa molto piacere affrontare questo argomento, perché si può finalmente parlare, confrontarci non in una tribuna TV o a distanza. Finalmente si può confrontare e cercare di sviscerare serenamente gli argomenti. Ho molto rispetto della formazione politica del consigliere, ne parlavamo prima, perché io penso che la politica oggi sia veramente caduta in basso, perché si è perso il piacere di confrontarsi. Io invece sono sempre contento quando vedo chi sta all'opposto di me dall'altra parte, potermi confrontare e cercare di, chi ci sta ascoltando, parteggiare per una parte o per l'altra e capire che differenza c'è tra una parte politica e l'altra. Quando tutti sono d'accordo su un argomento e quando vogliono far passare tutti in un pensiero unico, evidentemente un problema c'è. L'immigrazione per me è un problema, è un grande problema, perché purtroppo l'immigrazione non è mai un piacere immigrare, questo me ne rendo conto, però se l'immigrazione non viene controllata, se l'immigrazione viene subita, questo diventa un grande problema per la regione in cui vengono ospitati e che subisce questa immigrazione. Lo spiego, dico perché. Il parroco ha detto giustissimo, ha detto delle cose esatte. Se nel momento in cui l'Italia diventa una terra di emigrazione, cioè nel momento in cui dalla Sardegna e dalle altre regioni italiane le persone sono costrette a diventare immigrati, che speranza, come può diventare invece una terra accogliente? Che prospettive può dare? Noi siamo davanti a un'ondata di immigrazione in cui vengono qui, dove gli viene promessa o gli viene fatta intravedere la terra promessa. Venite in Italia. Anzi, noi andiamo a recuperare gli immigrati nelle coste libiche, nel mare territoriale libico. Vengono portati in Italia. E cosa viene detto poi? Venite in Italia, in teoria dovrebbero essere identificati, non tutti vengono identificati, quindi noi non sappiamo chi sono e chi non sono, e vengono portati in questi centri dove ci sono delle cooperative che lavorano, dove appunto l'immigrato
non è che gli vengono dati 35 euro, quello l'abbiamo sempre specificato, però allo Stato costa 35 euro. Quei soldi vengono dati alla cooperativa in gran parte per il mangiare, per il vestire, in più a loro vengono date dei pocket money, sigarette e schede telefoniche, quello che c'è da vivere. Ma se vengono qui 20.000, 50.000, 100.000 in un anno, fate un rapido calcolo, 35 più IVA, poi non si capisce questo più IVA, cioè è lo Stato che sta dando i soldi, però lo Stato gli calcola pure l'IVA, 35 più IVA ha immigrato. Cosa succede? Io vi porto l'esempio di Cagliari. Dalle 7:30 del mattino, dal centro di permanenza temporanea, o come si chiama, gli hanno cambiato 1000 nomi, vengono a Cagliari città. La vita qual è? In mano a qualche commerciante cinese che gli dà i fazzoletti, che gli dà le cose, li mette a vendere davanti fuori ai negozi, davanti ai negozi. O vendono le sigarette che gli vengono regalate dallo Stato italiano davanti ai tabacchini, invece che 2,50 € le vendono a 2 euro. Questa è vita, questa non è integrazione, questa è una contrapposizione che si fa, perché purtroppo il commerciante che si vede davanti a lui, una persona che non paga tasse, che gli vengono regalate le sigarette, le rivende davanti al suo negozio, cosa fa? Lo ringrazia? No, dice questa è ingiustizia, questa è pure ingiustizia. E termino questo primo giro di interventi dicendo un'unica cosa. Affrontare il discorso di immigrazione, se lo si vuole affrontare bene, non prendete uguali tutti gli immigrati che vengono in Italia. Bisogna guardare da quale nazione vengono. Non sono tutti uguali, come noi non siamo tutti uguali. Perché i siriani che sono venuti qui, e vi spiego il motivo perché io li ho conosciuti, e termino, anche i libanesi, i palestinesi, quelli che vengono dal Medio Oriente, non hanno le stesse problematiche di chi viene dall'Africa. I siriani che sono stati portati qui erano poveri? No, appartenevano alla media alta borghesia della Siria. Per loro era un passaggio, loro qui non ci volevano neanche stare. Per loro era un passaggio e avevano i soldi per andarsene. Gli africani è un altro discorso. E come li ho conosciuti? A destra, credetemi, non siamo mai stati razzisti come ci veniamo dipinti. Due anni fa, raccogliendo l'invito della comunità musulmana di Cagliari, mi sono presentato nel luogo di preghiera dei musulmani a Cagliari. Aspettavano invece il sindaco Zedda, perché in campagna elettorale gli era stato promesso un luogo di preghiera dignitoso. Loro pregano per strada, in un vicolo, il venerdì di preghiera pregano per strada, bloccando l'accesso a tutti i residenti e anche ai bambini che escono da scuola. Io mica me la prendo con loro, hanno diritto di pregare. Io sono un cattolico credente e praticante, a me mi è spiaciuto vedere questa condizione di preghiera. Pregavano per strada. Sono diventato molto amico anche del capo della comunità che era palestinese, della comunità libanese e quant'altro. Secondo voi erano contenti delle condizioni? Loro mi hanno fatto un semplice discorso. Noi non crediamo più alle promesse che ci vengono fatte di chi ci promette mari e monti qui. Noi non ci crediamo. Noi adesso diciamo solamente una cosa, che 10 anni fa noi eravamo la metà. Adesso l'abbiamo raddoppiato, fra 10 anni saremo il quadruplo di 20 anni fa. Non abbiamo bisogno né di armi né di altro per conquistarvi o per essere la maggioranza. Noi facciamo più figli di voi fate quello che non vi importa niente, e io lì ho lanciato un messaggio che l'islamofobia è dannosa, è molto dannosa, perché non è l'Islam il problema di qui. Il problema è di qui chi vuole annullare le religioni, le fedi religiose, e chi dice che tutto è sbagliato. Perché quando sentite che in una scuola non vogliono esposti i crocefissi, credetemi che non sono mai stati quelli della comunità musulmana a chiederli, sono stati gli italiani che, ammalati di questo pensiero che qui deve essere tutto uguale, tutti dobbiamo essere accoglienti, si sono fatti portavoce di una richiesta che non era la loro. Quindi il problema che è il termino, veramente, se no scusa, il problema è cambiare la mentalità noi.
Qui noi non abbiamo più spazio per accoglierli, qui non abbiamo più le risorse per accoglierli, vanno aiutati nei loro paesi. E dopo continuerò. In Africa e in Medio Oriente non è che è l'Occidente che li sta destabilizzando, ci sono delle forze economiche e degli stati che stanno comprando l'Africa per interessi economici, dalla Francia alla Cina, e ci guadagnano a far venire, a far muovere queste persone, guerre coloniali, e qui ci mandano comunque le persone in Italia. Questo è un problema che noi viviamo. Bene, grazie Salvatore. Per chiarezza, gli immigrati in Sardegna sono 42.300, quelli regolari, però è anche vero, gli ultimi dati del 2014, quelli regolari, è anche vero che però dal 2001 al 2015 c'è stato un aumento del 250%. La parola adesso all'onorevole amico Luca Pizzuto. Risorsa o problema? Intanto Luca è un onorevole, e anch'io ringrazio l'ospite per essere qui con noi, grazie di essere venuto, Salvatore, e ringrazio te perché credo che sia molto bello il fatto che ci ritroviamo a discutere tutti insieme di qualcosa, in un periodo in cui siamo tutti seduti nelle poltrone di casa a farci discutere, diciamo, dagli altri sulle cose. Per me è indubbiamente una risorsa, perché lo dimostra la storia di alcuni popoli e di alcuni stati, ed è una risorsa che ha una complessità enorme, per ragioni di cui credo approfondiremo più tardi, ma che come dire, non può trascendere da un aspetto, anzi da due aspetti. Uno è l'aspetto dell'umanità, quindi c'è un dovere di accoglienza nei confronti di quelle persone che vengono da condizioni di vita terrificanti rispetto alle nostre, che non sono semplici, ma andare via in un paese in guerra, in un paese in cui c'è una dittatura, in cui non ci sono condizioni, è un dovere di umanità. E poi è un dovere di diritto nazionale e internazionale, perché la nostra Costituzione e la Dichiarazione dei diritti dell'uomo dicono delle cose precise. Quindi ci sono questi aspetti. Una risorsa perché parto da un dato della nostra provincia. Per esempio, e cerco di fare ragionamenti brevi e semplificati, quindi perdonatemi se sono non troppo specifico, però noi abbiamo circa 274 minori immigrati nel nostro territorio. Facendo un conto della serva, diciamo così a occhiometro, se domani non ci fossero più questi ragazzi, noi perderemmo dai 10 ai 15 posti di lavoro nel mondo della scuola. Perché è come se si stesse chiudendo un plesso scolastico in uno dei nostri territori, che tradotto vuol dire meno posti di lavoro per gli insegnanti, per il bidelli, per il personale ATE e via dicendo. Moltiplichiamolo per il fenomeno regionale e il fenomeno nazionale. Io vi invito anche a vedere un film che si intitola Cosa dell'altro mondo, che è molto bello e molto simpatico, dove la storia appunto racconta di questo particolare conduttore televisivo che esprime il desiderio che spariscano gli immigrati dall'Italia, e quelli il giorno dopo spariscono e si vedono gli effetti dell'altro. Però tradotto questo elemento ci porta ad avere 10-15 posti di lavoro in meno. In più c'è un altro elemento di natura storica. I paesi che ad oggi sono le potenze mondiali principalmente, hanno avuto la forza e la capacità nella storia di gestire i fenomeni migratori. Gli Stati Uniti d'America, per esempio, non è che si sono chiusi. Poi possiamo discutere del fatto delle barbarie che ci sono state verso gli indiani americani, però è un paese che ha governato quei flussi. Sapete qual è il secondo paese al mondo per presenza di immigrati stranieri in continua crescita? La Germania, che da 15 anni fa politiche di accoglienza culturale e fa politiche di rilancio che anche noi su molte cose stiamo subendo. Quindi, come dire, c'è una storia dell'umanità, ci sono dei percorsi e ci sono banali ragionamenti che possiamo fare qui tra noi, dove si può vedere come i percorsi di immigrazione portano a delle crescite o meno dei territori, se i fenomeni si ha la capacità di gestirli, perché io sono d'accordo sul fatto che sono fenomeni
molto complessi, molto particolari che bisogna avere la capacità di gestire. Ma anche quella è una risorsa, perché dei 30 euro, 35 euro di cui si parlava, quando io ero assessore, prima che ci cancellassero, io stavo cercando di creare un coordinamento fra alcuni comuni e alcune associazioni per portare qua lo SPRAR, partecipare ai bandi dello SPRAR. Per chi non lo sa, lo SPRAR è sono finanziamenti nazionali per l'accoglienza degli immigrati, di questi famosi 30 euro, 35 euro. Però questi 30-35 euro non è che vengono dati cash all'immigrato che ne fa quello che vuole, servono per fare progetti di integrazione, come diceva Don Michele prima, per insegnare la cultura italiana, la lingua italiana, fare integrazione. Mediamente un progetto SPRAR che vede l'ospitalità di 15 immigrati produce per 3 anni, perché è la durata dei progetti SPRAR, tra i 6 e gli 8 posti di lavoro in base alla costruzione del progetto. Allora, siccome è un dovere, a parere mio, della parte anche politica che rappresento, umano, è un elemento di diritto internazionale e nazionale, possiamo utilizzare questo elemento come risorsa per la crescita, perché se qui facciamo l'accoglienza a 30 profughi, quindi persone che qui è certificata la condizione di vita devastata da cui provengono, noi qui stiamo creando una quindicina di posti di lavoro. Ci interessa? Può essere un'opportunità di crescita per tutti. Grazie Luca. Visto che siamo entrati nello specifico anche della creazione di posti di lavoro, visto anche che io sono impegnato anche a livello sindacale, la prossima domanda la facciamo più su questo. È notizia delle settimane scorse una denuncia che è stata fatta dalla provincia, l'ex provincia di Olbia, quindi nella città di Olbia, che sono in arrivo circa 300 lavoratori stagionali dai paesi dell'Est Europa. Questi lavoratori stagionali sulla carta dovrebbero avere un contratto uguale, identico a quello che le normative nazionali in Italia prevedono. Il problema, ciò che è stato denunciato dal confederale sindacale di Olbia, anche con dei dati specifici, è che però poi questi lavoratori quando arrivano qua lavorano più delle ore che sono previste per contratto e percepiscono ciò che in busta paga invece è specificato in altro modo. In altre parole, percepiscono molti meno soldi di quelli che dovrebbero percepire. Questo dà ovviamente origine a una concorrenza sleale nei confronti dei lavoratori di Olbia. Da una concorrenza sleale quindi induce e ingenera una svalutazione sociale di quei lavoratori che per poter lavorare devono purtroppo accettare le stesse condizioni. Questa cosa succede però anche qua nel Sulcis, perché in molte aziende agricole del Basso Sulcis, e saluto tra l'altro un amico agricoltore che oggi è qui presente, ci sono lavoratori sempre dell'Est Europa che per cifre di 20-25 euro lavorano dalle 8 alle 9 alle 10 ore, quindi molto di più di quanto lavora, ad esempio, ha sempre lavorato un cittadino sardo italiano e anche per più ore. Ovviamente la colpa non è di chi accetta queste condizioni, perché sappiamo benissimo che percepire 500 euro, 600 euro qui in Sardegna, poi nei paesi d'origine di coloro che arrivano qua in Sardegna, stiamo parlando poi di uno stipendio abbastanza oneroso e dignitoso. Il problema però subentra per i lavoratori locali. Come si può far fronte nell'attuale quadro normativo istituzionale, e ripeto, nell'attuale quadro normativo istituzionale, a questa problematica che è gravissima, che si sta manifestando a tutti i livelli, e soprattutto il premetto la responsabilità evidentemente non può essere di chi accetta questa condizione, ma del sistema che si è imposto e che esiste da sempre. Però quale può essere la soluzione in termini pratici? Perché poi i lavoratori hanno bisogno di risposte pratiche. La risoluzione è semplice. Io hai ragione che non punisco quelli che accettano il lavoro e che vengono sfruttati. Io metto in galera l'imprenditore che li sfrutta. Do l'esempio, lo punisco doppiamente di quello che punirei normalmente, perché tu stai sfruttando delle persone e stai mancando di rispetto, stai truffando lo Stato, e quindi io ti punisco doppiamente. In teoria, allora, non c'è integrazione se non c'è legalità. Questa è la prima regola fondamentale che dovrebbe essere scritta dappertutto. Tu devi rispettare le regole. Il problema del lavoro è che è centrale per tutti, che uno non può assumere se deve pagare le tasse, le troppe tasse che ci sono sul lavoro. Questo vale per gli italiani e gli stranieri, quello è tutto uguale, cioè lì quelli sono accumulati. Però ti faccio l'esempio di Arezzo.
Arezzo è un paese di sinistra, io sono di origine barbaricina. Arezzo è un paese di sinistra profondamente, da tempo ci sono 50 richiedenti asilo. Dopo un po' di mesi non sapevano cosa fare, qualcuno gli ha detto, incominciato, li utilizziamo per fare i lavori socialmente utili. Metti a posto quel parco, fai i trasporti, sì, non venivano più chiamati i ragazzi del posto, non venivano più chiamati, perché poi la regione o le istituzioni taglia i cantieri di lavoro, il comune non ci aveva più soldi, chi utilizziamo? Ovviamente quelli che non utilizziamo, i profughi o i richiedenti asilo, perché loro hanno bisogno. Ecco la mentalità sbagliata. Ci sono loro, come la proposta del ministro Alfano, che ha detto, visto che li stiamo accogliendo, possono lavorare gratis. Ma c'è la follia più totale, dire delle persone lavora gratis. Cioè, cosa fai? Cioè, togli il lavoro agli italiani perché il lavoro all'italiano costa 50 e utilizzi l'immigrato che invece te ne costa 0 o costa 20, ma cosa sono? Inferiori? E anche i posti di lavoro creati dall'immigrazione. Ma io parlando con i miei amici, cioè mi sono confrontato con libanesi, io l'ho guardato e gli ho chiesto, ma tu hai bisogno di un mediatore culturale? Ma cosa sei? Sei molto diverso. Hai bisogno di un mediatore culturale che ti insegni a vivere nella civiltà. Si è messa a ridere. Si è messa a ridere. Noi a volte ci inventiamo questi mestieri, ma perché vengono dall'altro mondo. Noi trattiamo queste persone come esseri, noi più li trattiamo come, ma mi fa ridere quando diciamo che sono poveretti. Poveretti, sono esseri umani, come me, come tutti noi, vengono da un altro mondo. Ma perché il Libano è altro mondo, la Siria è altro mondo, hanno una civiltà inferiore, non conoscono il lavoro come lo conosciamo noi, lo conoscono meglio di noi il lavoro. E scusa se sto isolando dalla domanda, ma ripeto, noi il concetto di trattare queste persone, trattiamoli come noi, le leggi sono uguali per tutti, loro lo comprendono benissimo. È ovvio che se tu li porti qui e li metti in una camera strapagato e tutto, ma questi cosa devono fare tutto il giorno? Cosa devono fare qui se hanno tutto pagato? E posti di lavoro non ce ne sono. I romeni, quelli che dici tu, che oltre sono una comunità, a Olbia ci sono 30.000 romeni. Sono 4.500. Io so che sono di più. È una comunità che alle elezioni anche si presentano anche alle elezioni, perché sono forti. 4.500. Irregolari. Regolari, che risultano. Sì. Quello, cosa fanno? Lavorano in nero. Regolarizziamoli e puniamo quelli che li fanno lavorare in nero. Quello, io ripeto, non me la prendo con quello che accetta il lavoro in nero, punisco quello che non prende l'italiano perché costa molto e prende questo qui perché è disperato e deve lavorare e vive in catapecchie. Ma questo è l'immigrazione in Italia e in Sardegna. Facciamoli venire e li facciamo vivere in baracche. Sì, integro questo poi al limite, dopo che risponde Luca puoi anche reintegrare, anche per chiarire un po' una cosa, perché ho visto che qui dentro, oltre a Rocco che è un esperto della questione, chiamiamola così, di tutte quelle persone, di quelle donne che arrivano dalla Romania a lavorare anche come badanti qua, che hanno una doppia valenza ovviamente, anche quella sociale, perché evidentemente quando ci sono delle persone in difficoltà dal punto di vista di una pensione troppo bassa, lavorare, trovare delle persone che ti aiutano nell'accoglienza e tutto, anche con dei prezzi, degli stipendi inferiori, evidentemente è una risorsa anche dal punto di vista sociale. Il problema però è che molte italiane lamentano ad esempio il fatto che le cittadine di nazionalità romena lavorano per 2 euro l'ora e di conseguenza ingenerano quella che io prima definivo, quella che può essere definita anche da molti come una concorrenza sleale. È ovvio che se una persona, un pensionato, non ha uno stipendio in grado di poter pagare uno stipendio superiore a chi va ad accoglierlo, evidentemente va bene anche questa soluzione e ripeto c'è una valenza sociale. Però io mi chiedo, e poi do la parola a Luca, se in un contesto normativo come questo, dove le leggi e le tutele e i diritti per i lavoratori stanno venendo sempre meno e c'è una precarietà sempre maggiore e soprattutto c'è una deroga ai contratti nazionali che permette spesso agli imprenditori e a coloro che determinano dal punto di vista del capitale quelle che devono essere le condizioni, i rapporti nei confronti della forza lavoro,
se le condizioni vanno sempre a peggiorare da questo punto di vista, come si può poi incidere anche dal punto di vista legale? Perché tu giustamente dicevi, se un imprenditore non rispetta la legge deve essere arrestato, ma se la legge glielo permette, perché oggi ci sono tantissimi contratti che lo permettono, e quando mi riferivo agli stagionali mi riferivo alle agenzie interinali che vanno nei paesi dell'est ad assumere queste persone, e vi faccio un piccolo esempio, do subito la parola a Luca. C'è ad esempio il lavoro del portierato, che sono la nuova evoluzione delle guardie giurate. Se voi andate oggi all'ospedale Sirai piuttosto che di fronte alle fabbriche, trovate gli operatori che agiscono con questo contratto. Percepiscono 800-900 euro e spesso fanno 10-12 ore al giorno, e questo lo permette il contratto. Quindi se la legge permette questo genere di concorrenza sleale e questa svalutazione dei lavoratori, come possiamo far fronte? Cioè, mi sembra abbastanza logico che lo sbocco non può essere altro che quello di una guerra tra poveri. Sì, allora, come dire, io penso che il punto sia che c'è un sistema economico che ci vuole schiavi, che ci vuole servi e che ci vuole precari, e che ci vuole così indipendentemente dal paese da cui proveniamo, indipendentemente dal colore della pelle. Allora, la risposta qual è? Quella che bisogna mettere insieme le differenze per ribaltare le leggi che consentono questo, perché il mio problema non è che viene l'immigrato dalla Romania, che viene, è che c'è un'agenzia interinale che fa questo di mestiere, che attraverso contratti nazionali che vengono fatti per sfruttare la gente trovano le condizioni come dire, migliori da questo punto di vista. Cioè ci vogliono divisi e possibilmente anche in compartimenti stagni, ma come dire, siamo l'unico fenomeno da questo punto di vista. La mercificazione del lavoro, del tempo del lavoro delle persone, è un fenomeno che riguarda tutti, purtroppo in tutto il mondo, eccetto in quei paesi dove come dire, sanno usare bene le loro risorse. Quindi la risposta non può essere io mi chiudo alla badante, io mi chiudo all'operario, anche perché poi lì entriamo in un altro elemento, perché la Romania fa parte dell'Unione Europea, quindi è un altro aspetto ancora, perché come i nostri ragazzi vanno a Berlino a fare le loro esperienze, a lavorare eccetera, se accettiamo questo aspetto che secondo me è positivo di potersi muovere liberamente nell'Unione Europea, lo dobbiamo accettare all'andata ma anche al ritorno, voglio dire. Però il dato è questo, cioè noi non dobbiamo cadere nel tranello dei polli di Renzi, non dobbiamo metterci a bisticciare fra di noi dobbiamo fare fronte comune su questo problema e dobbiamo cercare di cambiare le leggi che sfruttano la nostra vita e che ci costringono alla precarietà e alla schiavitù, e su questo dobbiamo riprendere ad essere internazionali, perché un tempo queste battaglie erano internazionali. Prima se moriva un operaio in Calabria, a Torino scioperavano, maledizione. Oggi quasi se muore nello stesso stabilimento quasi non si interessano della cosa. Allora noi dobbiamo riprendere uno spirito di questo tipo, tutti. E la battaglia, cioè il problema per esempio sulle badanti non è il fatto che le badanti rumene accettano i 2 euro eccetera, perché le accettano anche molti italiani, perché siamo in una condizione. Allora il punto, certo, il punto è mettere insieme le badanti, fare un fronte comune, cercare di cambiare le leggi che provocano questo e cambiare le condizioni e denunciarle, fare lotta civile e sociale. I nostri padri, i padri di questa città forse ne sapevano qualcosa, dovremmo provare a prendere esempi. Salvatore, se non vuoi integrare passiamo al terzo argomento, che sicuramente è il più spinoso. Prima Don Amilcare in parte l'ha anche anticipato. Quando si parla di immigrazione ovviamente si parla anche di nuove culture che approdano nella nostra terra, e di conseguenza si parla anche di integrazione. In che modo oggi si possono integrare delle culture che almeno potenzialmente, rispetto a quello che ci viene anche raccontato dai media, ma ci sono degli episodi comunque anche specifici che spesso fanno parlare, almeno potenzialmente, apparentemente sono così distanti da loro? E mi riferisco ad esempio alla cultura islamica, che sebbene sia una religione, però in molti paesi viene interpretata anche come una cultura, soprattutto in quei paesi del Medio Oriente dove spesso la religione coincide anche con l'ordinamento dello Stato. E
e quindi anche col modo di vivere, col modo di esprimersi. Noi, pur essendo cristiani, siamo una nazione secolarizzata dove evidentemente il comportamento di ognuno di noi non coincide con l'appartenenza religiosa e con la pratica religiosa nella vita di tutti i giorni, o quantomeno della maggioranza degli italiani non coincide. In che modo si possono coincidere queste culture, e soprattutto nello specifico, e qui lancio, come dire, stuzzico un po', nello specifico di episodi come prima si citava, quando viene messo in discussione ad esempio un simbolo della nostra religione, ma probabilmente anche della nostra cultura, come quello del crocifisso, quando viene messo in discussione il nostro modo di vivere e di interpretare, perché è vero che siamo uno Stato laico, però poi Natale è una festa per tutti ed è regolata dalla legge. Siamo uno Stato laico, però poi la religione cristiana è addentro la nostra legge, è addentro al nostro modo di vivere, più di quanto la Costituzione lo riconosca, o meglio non lo riconosca. Come ho detto prima, il problema che noi viviamo male, il voler piacere a tutti, il voler accontentare tutti pensando così di essere più tolleranti e più belli, è quello di pensare che se tu vuoi accogliere bene un islamico devi togliere il crocefisso. Una cosa che nessuno ci ha mai chiesto, nessuno ha mai detto niente, e questo favorisce, anzi vi posso assicurare che dispettisce molto di più gli islamici di se in questa stanza ci fossero 1000 crocefissi, perché loro lo prendono come un'offesa grandissima vedere un simbolo religioso di quello che è il tuo stato, di quella che è la tua cultura, gettato, nascosto e ripudiato. Noi invece qui abbiamo dei santoni, nuovi santoni, che dicono che, prendo esempio da nazioni come la Francia, dove tutti i simboli vanno cancellati. Ma secondo voi a uno che vive la propria fede e ne fa, come ha detto lui, una via, segue quella strada, vedere che tu vuoi cancellare il tuo simbolo religioso, che tu ci credi o no, però che fa parte della tua cultura millenaria, e poi come si comporterà col mio, se tu verrà? Si indispongono e hanno più paura, molto più paura di chi non crede in niente, di chi invece ha la fede cristiana. Io seguo la fede cristiana, sono un cristiano e non ho problemi a dialogare con chi ha una fede diversa dalla mia e ne capisco le ragioni. Come ho detto prima, mi dispiaceva vederli pregare per terra in mezzo alle macchine, in mezzo alle lamiere, in mezzo a tutto, e sono andato lì da cristiano. E io comprendo anche e dico anche, purtroppo nei media occidentali a volte ci raccontano delle cose dell'Islam, parliamo dell'Islam, ma si può parlare, che sono un po' distorte. Perché, ripeto, continuo a dire, se l'Occidente favorisce, perché poi l'ISIS, i famosi terroristi dell'ISIS, non sono altro quei ribelli che sono cresciuti e nati per combattere il terribile Assad. E qui in Italia il PD faceva i comizi dicendo che i ribelli che dovevano abbattere Assad dovevano essere aiutati dall'Occidente. Ma poi allora che cosa ci lamentiamo? Cosa ci lamentiamo del terrorismo? L'Iran è considerata, messa le cose delle liste nere dei terroristi. Chi è che sta combattendo l'ISIS oggi? L'Iran. L'Iran sono musulmani. Sono musulmani che stanno combattendo i terroristi. Quindi quando vengono qui, io dico una cosa, per evitare la convivenza, io non parlo più di tolleranza, tolleri qualcosa che mal sopporti, tu devi rispettare, devi portare rispetto e soprattutto devi far capire che qui, questa terra è cristiana, questo paese è cristiano, è il tuo simbolo, tu puoi professare ma nessuno mi potrà mai cancellare quel simbolo. La tolleranza nasce quando siamo tutti allo stesso livello e riconosciamo le diversità degli altri, ma noi non ci dobbiamo più nascondere, quasi scusandoci di essere cristiani. No, non mi nascondo, mi hanno invitato, sono stato ospite del loro Ramadan, la fine del Ramadan, ed ero un cristiano e nessuno mi ha cancellato, nessuno mi ha messo da parte, nessuno mi ha nascosto. Chi mi ha nascosto? L'italiano che mi diceva no, guarda, magari si offendono, nasconditi, nasconditi. Il problema siamo noi.
quello che ci fanno capire e quello che ci fanno credere che noi dobbiamo cancellare. Quindi prima facciamoci veramente un esame di coscienza noi come Italia e capiamo che la loro forza di questi popoli è che non hanno perso le tradizioni, le loro origini e non hanno perso niente. Noi le stiamo perdendo man mano, perché in questa Europa quello che conta è quello. Io mi riallaccio, ecco, con Sel possiamo trovarci in un unico punto, che dobbiamo battere questi poteri economici che prima hanno distrutto l'Africa e la stanno distruggendo, e stanno distruggendo il Medio Oriente, adesso stanno distruggendo man mano l'Europa. Si va dal sud sempre verso più a nord, e gli stati, quello che è successo in Francia, i Charlie Hebdo, a me mi è dispiaciuto, cioè la pietà umana non si nega a nessuno, ma l'ipocrisia a volte di vedere quello che succede, tutti quei potenti che sono andati lì, ma pensiamo veramente che cosa sta succedendo nel mondo, cosa è successo in Libia, cosa sta succedendo con quei barconi, chi li gestisce quei barconi che portano qui queste persone. Veramente ragioniamo su quello, che sono veramente, ci stanno portando uno scontro tra civiltà. Semplicemente noi dovremmo permettere ai siriani, come ai libici, come ai senegalesi, come quanti altri, di poter vivere bene a casa loro, come noi ci augureremmo di poter vivere a casa nostra tranquilli e vedere i nostri figli crescere a casa nostra. Grazie. Facciamo 2 giri e poi apriamo al pubblico, altri 2 giri. E da quello che mi è parso di capire, correggimi se sbaglio, il problema quindi, secondo il tuo punto di vista, non sarebbero tanto i cittadini di... Poi così loro ascoltano anche, se no diventa pesante. Sì, vabbè, ma adesso deve parlare Luca, poi Luciano l'abbiamo stabilito noi nel tavolo. No, vabbè. E se quindi... una cosa è noiosa, uno poi se ne va, capito? Vabbè, non ascolta se è noiosa, Luciano, non è che se in radio devi decidere la scaletta, abbi pazienza. E dicevo, probabilmente il tuo punto di vista è quello che non sono i cittadini di fede islamica, quindi i primi a protestare e a prendere posizione, ma chi politicamente spesso va a rappresentare quelli che dovrebbero essere i diritti dei cittadini di fede islamica, e spesso quindi si entra in un ambito della strumentalizzazione politica o del confronto. Questo mi pare di capire. Quindi, in riferimento a quello che ho appena detto, come si possono integrare? SEL ovviamente non è un partito che fa della propria confessione religiosa uno dei punti di forza. Quale può essere il punto di incontro e come si possono integrare? In riferimento anche a quello che ha detto lui. Sì, provo a leggere un breve passo di un pericoloso testo marxista-leninista. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuto a trovarmi. Io penso che su questo riferimento culturale noi siamo tutti d'accordo, cioè sull'applicazione di questo passo, che è il Vangelo secondo Matteo, non stiamo parlando di qualcosa di rivoluzionario, ma di straordinariamente bello ed importante. Io credo, non Renzi, noi abbiamo il fondamento culturale per costruire una meravigliosa società multietnica. Io sogno nella mia città di avere un parco con una chiesa meravigliosa, una moschea meravigliosa, una sinagoga meravigliosa e un parco buddista meraviglioso. Io sogno un paese multietnico in cui i valori culturali si mettono insieme e si creano sinergie, e la storia ce lo dimostra. Un uomo venuto dal Levante, torturato nel suo paese d'origine, sbarcò a Sant'Antioco qualche secolo fa. Sant'Antioco martire, nei barconi, ci ricorda qualcosa? Eppure a Carloforte abbiamo una Madonna nera,
Cioè abbiamo storicamente esempi di come i flussi migratori culturali si muovono e si integrano. Sant'Efisio, che è il patrono della Sardegna, arrivava dalla Turchia. Allora, noi dobbiamo... No? Ah, scusate, questa non è grave. Ciao, Sant'Efisio, che arrivava dalla Mauritania, arrivava da là. Per cui noi abbiamo esperienze di integrazioni culturali che funzionano, e che ci sono, perché noi vediamo le estremizzazioni nei paesi che l'Occidente, su questo probabilmente siamo molto d'accordo, dove l'Occidente ha devastato la vita delle persone, dove l'ultimo prodotto fatto dalla guerra di Bush è stato l'ISIS, che sta producendo quello che sta producendo. Per cui è lì che abbiamo gli estremismi, ma nel resto del mondo le culture si dialogano, si integrano. Non è che in America non ci sono i musulmani, non è che in Germania non ci sono i musulmani, non è che in Norvegia non ci sono, non è che non hanno spazi per pregare. Poi certo, è vero, dobbiamo dare spazi dignitosi a tutti. Quando noi governavamo la provincia, noi avevamo messo a disposizione le sale per dare a tutti l'opportunità di pregare, le sale che aveva la provincia. Quindi voglio dire, ci sono i riferimenti su cui con i mondi si possono creare ponti e abbattere i muri. Sta a noi cercare di costruirli e cercare di costruirli in una logica che vada contro quel sistema economico feroce che ci vuole sempre e che ci vuole divisi. Ora io non entro nel merito, ma il paese che ha prodotto più del 50% dell'oro nella storia dell'umanità, il paese, il continente, è l'Africa. E tuttora produce i 3/4 dell'oro mondiale e produce il 60% dei diamanti. Eppure i barconi arrivano. Allora, aiutarli a casa loro significa capire quali sono le ragioni di questa ferocia, perché noi non ci andiamo nei barconi. Noi prendiamo un aereo per immigrare, per andare da un'altra parte. Se loro fanno quelle scelte vuol dire che una ragione c'è, ed è colpa dell'Occidente, perché l'Occidente ha prodotto 400 anni di feroce schiavitù, con 11 milioni di schiavi certificati, chissà quanti sono gli altri, e ha prodotto 200 anni di colonialismo in cui abbiamo devastato tutto quello, e adesso stiamo colonizzando dal punto di vista economico, come stanno facendo con noi. Quindi o noi abbiamo il coraggio di creare una rivoluzione culturale dove ci mettiamo in gioco, in campo e costruiamo ponti, o noi saremo sconfitti, ma non saremo sconfitti dai musulmani o dai buddisti o non lo so, saremo sconfitti da chi ha in mente il denaro e la vita delle persone come merce. E allora ci dobbiamo ribellare. Grazie. Apriamo il dibattito, quindi preparatevi per chi vuole intervenire. Io lancio l'ultima provocazione, l'ultima nel senso per questo giro, e dico: è vero, 400 anni di sfruttamento, di colonialismo, è vero, bisogna prendere in posizione in un altro modo, bisogna risolvere i problemi dal punto di vista politico, una rivoluzione, però la realtà è che oggi il sistema neoliberista in Occidente, particolarmente in Europa, è ben saldo, ha preso il potere, soprattutto negli ultimi anni, anche purtroppo in Italia, perché Renzi non fa altro che portare a compimento quel processo che anche in Italia era iniziato negli anni '80, e di fatto questo tipo di politica estera, questo tipo di concezione del mondo e quindi anche del rapporto che ci deve essere con quelle nazioni che poi vengono sfruttate è maggioritario, è vincente. Come si può fare la rivoluzione quando coloro che detengono il potere a tutti i livelli, sia elettorale che politico che economico, sono quelli che comunque hanno prodotto questa situazione e continuano ad aumentarla e amplificarla dal punto di vista politico, perché voi appartenete a due partiti che dal punto di vista elettorale non riescono a incidere, a raccogliere, a indirizzare le scelte politiche di questo governo, e anche dei governi che si sono succeduti, che per quanto siano state sbagliate hanno continuato in un modo o nell'altro, unendosi, alleandosi trasversalmente, con l'aiuto dei mercati, con l'aiuto di forze anche esterne, hanno continuato per governare. Cioè, perché poi in termini pratici bisogna dare una risposta, ma questo al limite potete rispondere dopo in chiusura. Chi vuole intervenire? Naturalmente interventi brevi e possibilmente anche delle domande. Avete alzato le mani, Rocco, in successione,
interviene per primo Rocco. Rocco, prego, e poi Sebastiano, alzati, certo, e poi Pietro. Grazie, buonasera. Allora, io intervengo a nome dell'Associazione Cinque Mori, che fra tutte le cose di cui si occupa in particolar modo dell'immigrazione per quanto riguarda le donne dell'est in particolare. Una piccola cosa per quanto riguarda l'immigrazione degli immigrati che arrivano con i barconi. Proprio ieri sera si discuteva con qualcuno e si diceva dovrebbero rimanere a casa loro. Condivido anch'io. Il problema intanto è che c'è un'emergenza probabilmente voluta, sostenuta, incentivata persino. Siamo perfettamente d'accordo, però c'è un'emergenza. L'emergenza l'ha creata, come già si è visto, si vede, è stata creata dall'Occidente. L'Occidente è il primo responsabile, ha sempre sfruttato quelle masse e lo continua a fare. E lo continua a fare con la compiacenza di tutti noi. Perché noi, e qui introduco il discorso che è molto semplice che voglio fare, è quello che sarebbe necessario che noi tutti, anche qui in questa sala probabilmente, si cominciasse a modificare il concetto. Noi ci occupiamo di assistenti familiari infatti, ed è un argomento che riesce a generalizzare, vorrei dire senza offesa per nessuno, dall'estrema sinistra all'estrema destra, tutti quanti. Perché tutti quanti lottano per i diritti, però quando si ha bisogno di un assistente familiare la si cerca romena, ma la romena già sta benino, fa parte dell'Europa, l'Ucraina conviene di più, non fa parte dell'Europa, per cui una volta che si infila in una casa non può neanche più uscire dopo 3 mesi, se no perde il posto di lavoro, perché tutti sappiamo che una badante, chiamiamola badante, una badante quando fa la badante deve essere a casa, punto, 24 ore su 24. Vabbè, gli si può concedere il giovedì pomeriggio e la domenica, ma non sempre, perché è una seccatura, perché molti di noi, va bene, preferiscono andare al mare la domenica, e chi ci sta con la madre o col padre? Per cui si cerca la badante. Oggi ci sono anche le sudamericane che stanno arrivando, che costano ancora meno, per cui se qualcuno avesse necessità di consiglio su come sfruttare meglio le persone, c'è da fare. Allora, quello che sarebbe necessario fare per poter iniziare a cambiare qualcosa è cambiare noi. Noi chiediamo i diritti e dobbiamo rispettarli però. I contratti nazionali ci sono, lo Stato è a conoscenza di situazioni che però nessuno tocca, perché andiamo dal senatore di turno o dal cattolico, senza offesa per nessuno, dal cattolico credente, eccetera, o dall'uomo di sinistra, quando ha bisogno di un assistente familiare la vuole a disposizione. I diritti sì, io vado a fare lo sciopero perché giustamente voglio avere il mio posto di lavoro, voglio le mie garanzie, ma quando ho bisogno dell'assistente familiare deve costare poco, perché per me è uno spreco. Io sono a conoscenza, solo 3 minuti, sono a conoscenza di tutta una serie di situazioni dove, perché poi c'è il problema appunto della concorrenza sleale, se noi riuscissimo a rivalutare effettivamente il lavoro degli assistenti familiari, parlo di questo argomento perché lo conosco abbastanza bene, si moltiplicherebbero i posti e si darebbe la possibilità anche alle donne italiane di poter svolgere un'attività di cui noi avremo sempre più bisogno, perché poi qui può piacere o non piacere, l'italiano è il 3° posto al mondo in fatto di longevità e ha una crescita zero. Oggi tutte le donne che sono qui giovani e presenti, domani avranno necessità loro stesse di avere assistenza. Gli uomini che sono qui avranno necessità di assistenza, fin tanto che riusciremo ad avere delle schiave, perché di questo si tratta, andrà bene. Ma se queste persone si dovessero rifiutare in massa di accettare condizioni di questo genere, le cose potrebbero sicuramente cambiare e ci guadagnerebbero anche gli italiani. Certamente ci sono quei pensionati che hanno 450 euro al mese di pensione, come fanno? È vero, ma noi non possiamo prendercela con chi sta peggio, per assurdo. Ci sono 2 settori in cui lo Stato potrebbe e dovrebbe intervenire. Uno sono le famiglie benestanti, e sono parecchie, non sono poche, benestanti, che forse il papà o la mamma sono nulla tenenti, ma hanno figli avvocati, medici, ingegneri e quant'altro, hanno potuto studiare grazie ai sacrifici dei genitori, e sarebbe opportuno che lo Stato intervenisse costringendo a loro a occuparsi
bassi della propria famiglia. Ci fanno pagare i ticket sempre di più, pagheremo sempre più ticket, avremo sempre meno servizi da parte dello Stato, però lo Stato non interviene in quel settore, che creerebbe posti di lavoro. Nel 2012 c'era 1,5 milioni di non autosufficienti in Italia. Si spendono miliardi di euro per la non autosufficienza, ma come vengono spesi? Possiamo controllare, possiamo rivedere queste cose. Lo dico alla politica, perché il contratto nazionale esiste per quanto riguarda gli assistenti familiari, regolarmente superato, non si tiene neanche conto. Si ha la faccia tosta di mettere su internet, potete guardare voi stessi, cercasi badante, 24 su 24 si offre il vitto e l'alloggio, si offre. Cioè, ma un po' di pudore, no. E allora, concludo dicendo che le donne italiane che giustamente oggi si lamentano della concorrenza sleale delle assistenti familiari straniere, se aiutassero le assistenti familiari straniere a superare questo momento, i posti di lavoro si moltiplicherebbero per 3. Grazie Rocco. La parola a Sebastiano. Cerchiamo di stringere così possiamo far intervenire più persone, dai. Buonasera, sarò breve. Probabilmente questa situazione ha molti problemi perché non è facile risolverlo. Il fatto stesso che stanno continuando ad arrivare questi immigrati, probabilmente qualcuno se ne è parlato, se ne ha accennato, questi immigrati vengono sfruttati, ma vengono sfruttati da chi? Da gente che ha possibilità economiche e che preferisce prendere questi immigrati per fargli fare determinati lavori a prezzi abbastanza bassi, lo sappiamo, ma il problema è anche un altro. Ma io che lavoro, per esempio, io grazie a Dio sto lavorando, mi dispiace per quelli che sono disoccupati, cioè, ma non è che il mio reddito deve diminuire, e cioè, voglio dire, io mi devo abbassare alle loro condizioni che sono povere, quando il mio reddito ha un certo tanto, cioè, voglio dire, io non mi devo abbassare a diventare povero perché questi immigrati stanno venendo qua. Se questi immigrati vogliono venire, c'è anche da dire un'altra cosa, che non possiamo dire di no, perché umanamente parlando anche la Chiesa dice che bisogna dare ospitalità a queste persone che necessitano, perché vengono da paesi dove le guerre sono in atto, dove ci sono molti problemi. Però il problema è che se noi li ospitiamo, sì, li potremmo anche ospitare, ma non dobbiamo perdere la nostra dignità, il nostro posto di lavoro. Ci sono italiani, per esempio, che non hanno casa e questi si parla di 35 euro al giorno che prendono, giusto? Se non sbaglio. Però, come? Non che prendono. Cioè 35 euro a disposizione per dare assistenza ad un emigrato, che si spendono per ognuno. Però abbiamo visto, noi quando guardiamo la televisione vediamo che ci sono italiani che non hanno casa, che non hanno lavoro, dormono in macchina, ma queste cose non vanno bene. E quindi io dico questo: se il governo veramente ci tiene tanto a fare bella figura, la deve fare anche con i propri concittadini. Per fare bella figura deve aiutare anche le persone che hanno necessità qui in Italia di essere aiutate. Poi ben vengano gli immigrati che dobbiamo ospitare. Grazie mille. Ovviamente per chi conosce Sebastiano ce lo dovremo sorbire ogni giorno in radio, chiamo ogni mattina, quindi questi argomenti li conosciamo tutti. Arrivederci Domenica. Quindi interviene Pietro, poi si prepara Asma, Roberto e poi Andrea. Asma, colpa mia. Prego. Don Amilcare, da buon pensatore quale egli è e da saggio, mi ha posto un problema sentendo il suo intervento. Ma non è che potrebbe esserci un disegno in questa forte immigrazione? Perché leggevo alcuni giorni fa che un sergente della Marina, battaglione San Marco, battaglione Roma, con alcuni complici che avevano l'ordine
di perquisire questi emigranti, hanno rubato a 2 emigranti $3.500 e 6.200 euro più gioielli e anche una fede, proprio specificata, anche una fede. Allora mi pongo una domanda, caro Lamicare. Ho sentito il direttore della Stampa, questi poveri cristi che per mesi e mesi attraversano il deserto e poi raggiungono Tripoli, botte da orbi, fame, e poi però li vedi sbarcare belli paffuttelli, petti fuori, sembrano dei bronzi di Riace. E poi fateci caso, donnine giovani come quelli non ne sbarcano, sono soltanto uomini. Davanti a me c'era un ragazzo e mi ha detto: devo partire, vado in Inghilterra, ed era un gas integrato interinale, perché voi dovete sapere che nel Sulcis Iglesiente siamo proprio protetti tra sindacalisti, politicanti e quant'altro, abbiamo una protezione enorme, più delle prostitute. Questo va a lavorare in Inghilterra, non va a fare un'operazione di cultura, no, va a lavorare perché è sposato e ha un bambino. È la terza volta, mi fa molto piacere che ci siano questi volontari amici della vita. Questi si interessano di ammalati di cancro terminali e di alcolisti. Ed è la terza volta che partecipo ad un convegno loro che ogni anno ce l'hanno. Ed è per la terza volta che vedo proiettato in una parete un pulmino e sotto c'è scritto: abbiamo un sogno. È il terzo anno che lo leggo, il terzo anno. Abbiamo un sogno. Io infatti 3 anni fa dissi, anch'io avevo e ce l'ho ancora un sogno, svaligiare le banche. Voi ve lo immaginate che questi non riescono, questi amici della vita, non riescono a comprarsi un pulmino. Io non voglio fare il razzista, però sono d'accordo con un'amica e ho delle prove. Ve lo ricordate Pippo a Carbonia, quel colosso? Ve lo ricordate? Non c'è più. Pippo ha avuto, prego, se ne è rientrato in Africa. Pippo ha avuto da 2 persone di Carbonia circa 5.000 euro di prestito, li ha restituiti, e è andato via. Ha comprato roba in Italia di seconda mano, è rientrato nel suo paese, addirittura mantiene 4 mogli, perché ho chiesto a un negretto, amico mio, e sta benissimo, si è sistemato. Quindi se veramente vogliamo fare i generosi, bisognerebbe aiutarli in Africa, perché ve lo ricordate l'immigrazione nostra? Che però era un'immigrazione diversa, caro Luca. Cioè noi abbiamo arricchito, noi greci e spagnoli, mi ci metto anch'io il pezzo, abbiamo arricchito la Germania, a parte l'America. Io ricordo che quando il sabato sera si andava in queste gastate, se c'erano 80 donne c'erano 5 uomini, non ce n'erano tedeschi. Quindi era un'immigrazione diversa. Addirittura in via Trieste, dove c'era l'ufficio di collocamento, ci li ho visti io andavo a scuola alle medie, li ho visto un assembramento. Allora ho chiesto cosa. C'erano dei medici tedeschi che facevano la prima visita, il primo impatto, chi voleva andare a lavorare in Germania in miniera. Poi però mi fermavano a Verona, dove c'era un controllo ancora più approfondito. Ma dove li tenevano, lo sai? Ora... Dove vivevano, lo sai? Ma sì che te lo so dire. Meglio non parlare. Perciò... Quindi io sono disposto a dare una mano a questi. Però
E siccome però non mi fido di nessuno, fare delle raccolte, fare delle iniziative e portarle direttamente e creare, non però come fa la Chiesa, che non sono d'accordo, la Chiesa cioè fa le elemosine, cioè non cerca di far migliorare culturalmente ed economicamente il popolo africano. Ma voi pensate, leggevo che la Cina ha comprato in Africa terreni che sono più grandi dell'Italia. Cioè, quindi a parere mio c'è qualche disegno. Speculazione. Basta la speculazione, quello che sa. Poi queste 35 euro, so che non vanno a loro, però alimentano tutte quelle associazioni che poi diventano mafia capitale. Allora a quel punto, se uno vuole fare il generoso e non fossimo un popolo di corrotti, sarebbe diverso. A me piacerebbero le pagode, i minareti, tutti contenti e felici. Però, se poi scopriamo che i nostri sacrifici vengono goduti da questi delinquenti, non hai possibilità di incidere verso il popolo. Perché quando senti che uno va a fare... cioè, è soggettiva la cosa comunque. Chi sta bene se ne sbatte un po' le tasse. Però quando Sergio ha chiesto attraverso l'associazione di avere una visita urologica e gli hanno detto di passare fra 11 mesi perché non ci sono soldi. Pietro, dai, abbiamo molte persone. Stringi un po'. Devo stringere. Aspetta. Grazie. No, ma non per altro, perché hanno più diritto di parlare 3-4 minuti. Proprio bisogna stare attenti. Non si può fare a Tizio 7 e a Caio 4. Ma guarda che hai parlato per 8 minuti, Qualcuno. Hai parlato come gli altri, anche più degli altri. Prego, aspetta. Poi c'è Roberto, Andrea e Marco. Allora, io veramente avevo voluto intervenire ogni volta che loro parlavano, perciò spero comunque adesso di trovare un filo conduttore. Allora, per il fatto che allora, ci sono due tipi di immigrazione, perché sono gli immigrati che comunque inizialmente sono venuti qua per migliorare la vita e tutto quello che volete. In questo momento il fenomeno è un'altra cosa, parliamo di persone che scappano di situazioni veramente gravi, parliamo di guerra, giustamente di sterminio qualche volta. 35 euro, io lavoro con i rifugiati, io lavoro in Casa Immossa, un'associazione che si occupa di accoglienza rifugiati, perciò questa è una realtà che conosco benissimo. Non viene dato 35 euro, ma come abbiamo sottolineato sono 2,50 euro. Questa accoglienza è semplicemente una prima accoglienza in attesa di una commissione che stabilirà se queste persone hanno diritto a un rifugio politico o una volta che hanno il permesso come rifugiati vengono mollate, nel senso che non avranno più nessun tipo di aiuto. Questo dobbiamo sottolinearlo, perciò questa cosa è una scadenza, non è per sempre. L'altra cosa che voglio parlare, qua in Italia l'unico modo per entrare è sempre questo, oppure come rifugiati oppure con il decreto flussi, che stabilisce comunque il bisogno che ha l'Italia per una manodopera, che sono comunque lavoratori stagionali che vengono collocati sul mondo del turismo oppure dell'agricoltura. Questa è una cosa che volevo sicuramente ribadire. Vuole dire che gli immigrati sono sempre una risorsa perché siamo gli unici che non possiamo essere degli evasori. Noi dobbiamo fare per forza una dichiarazione di reddito ogni anno se non abbiamo diritto a un permesso di soggiorno, e non si parla di una dichiarazione così, si parla di un tot di reddito, se no a te il permesso di soggiorno non te lo sogni. Vuol dire che la maggior parte del tempo le persone dichiarano anche più di quello che guadagnano, pagando tasse e contributi in più, okay, per poter avere quel permesso di soggiorno. Perciò noi non siamo qua dei fallowi che praticamente sfruttiamo gli italiani, assolutamente no. Noi per ogni permesso di soggiorno paghiamo da 80 euro a 200 euro. Queste tasse che noi paghiamo per ogni volta che cambiamo il permesso di soggiorno vanno metà per le politiche di integrazione e sportelli per l'immigrazione, metà quando vengono rimpatriati gli irregolari. Perciò io come immigrata regolare pago per gli immigrati irregolari, e anche qua sottolineiamo che non sono gli italiani che pagano sempre per gli immigrati. E qua concludo per non andare oltre. Per l'altra cosa, parlando della cultura islamica, io sono una musulmana ben integrata. Ho sempre detto, essenzialmente siamo noi che dobbiamo avere paura, perché mio figlio o mia figlia era una musulmana in mezzo a 15 o 20 ragazzi non musulmani. A me non spaventava questa cosa, a me non dava fastidio
video il crocifisso, neanche mio figlio. Non è mai tornata a casa per dire mamma ho visto un uomo. No, assolutamente. Anzi, io chiedevo se era possibile, pur fermando di non avvalersi della loro religione, se potevano lasciare mio figlio in classe, così lui ha la possibilità di conoscere la cultura e la religione di questo paese. E mio figlio è veramente ricco, perché io a casa mia festeggio sia il Natale sia tutte le nostre feste religiose islamiche. Grazie. Interviene Andrea. Ciao a tutti, allora io penso che la questione dell'immigrazione sia soprattutto una problematica europea, perché diciamo che l'Unione Europea dimostra per l'ultima volta come è mal concepita l'Unione Europea che è più un'unione monetaria piuttosto che un'unione dei popoli. Diciamo che questo fatto che gli immigrati vengano rimpallati come se fossero delle merci non va bene, dimostra che l'Unione Europea attualmente, così come è strutturata, ha fallito. Marco Corrias. O se preferisci dottor Marco Corrias. Allora, premessa, no, non serve. Sono ipocrita, ok? Partiamo da questo. Dico tre cose. La prima, il titolo era gli immigrati, risorsa o problema. Per me gli immigrati non esistono, per me esistono le persone, da qualsiasi parte vengano. Immigrazione? Io sì, ho parlato l'immigrazione è fatta di immigrati, ci siamo. Quindi per me la provenienza, qualsiasi essa sia, non è un elemento qualificante. Seconda premessa, sino a quando ciascuno di noi dei paesi occidentali vorremmo la nostra civiltà, coi telefonini, una a testa se non due, con la macchina se non una famiglia due, eccetera eccetera, abbiamo l'esigenza che miliardi di persone o centinaia di milioni muoiano di fame. È una nostra esigenza, perché per il nostro concetto di civiltà abbiamo l'esigenza che centinaia di milioni di persone muoiano di fame, perché questo stile di vita è il nostro pianeta Terra non lo regge, e nessuno di noi, Marco Corrias per primo, per quello mi presentavo come ipocrita, è disposto a diminuire il suo stile di vita per avere un mondo più equo e più giusto. Questa era la seconda premessa. Quindi io sono sicuro di questo. Io quando sento dei barconi, dei naufragi, eccetera eccetera, ragazzi, fino a quando ciascuno di noi non cede di un centimetro dal suo stile di vita, bisogna che centinaia di migliaia di persone muoiano tutti i giorni, se no da lì non usciamo. E questo ce lo dobbiamo dire, perché se no è tutta ipocrisia. Hai voglia di dire li aiutiamo, non li aiutiamo. Lo diceva Luca, i paesi che stanno male perché i paesi civili occidentali li hanno portati alla fame, li hanno sfruttati, li hanno spremuti come limoni, e prima o poi succede che qualcuno venga a bussare cassa. Lo voglio anch'io lo stile di vita che tu, uccidendo le mie generazioni precedenti. Da qui non se ne esce. È normale che prima o poi vengano, la dico in termini grezzi, a battere cassa. Ok, sul discorso delle religioni sono sempre stato, chi mi conosce lo sa, di qualcuno sono stato anche educatore, seguo io sono, cioè di Luca, e sono sempre stato cristiano e praticante. Ora, quando Luca leggeva un passo del Vangelo, guardate, per un cristiano il rispetto e l'amore dell'altro è l'unica
crocifisso nelle scuole, a me fa sorridere, perché io, per essere cristiano, il crocifisso è l'ultimo dei problemi che mi pongo. Preferirei centinaia di luoghi senza crocifissi pieni di cristiani che non si pongono il problema ad aiutare l'altro, piuttosto che centinaia di posti con i crocifissi pieni di cristiani che dell'altro se ne sbattono. Allora, siamo arrivati alla fine, ora interverranno Salvatore e Luca, decidete voi chi per primo, fate la chiusura, però voglio dire due cose veloci. Abbiamo detto, e lo ripeto, che ci sono responsabilità politiche enormi, storiche, secolari, però non dimentichiamoci quello che è successo recentemente. L'Iraq di Saddam Hussein che viene di fatto destabilizzato, l'unico luogo dove esisteva un ministro degli esteri cristiano, Tarek Aziz, che è stato praticamente distrutto, disintegrato, così come è successo in Siria, con una rivolta che è stata amplificata, sostenuta dagli Stati Uniti, ma anche da quei paesi come l'Arabia Saudita e il Qatar, che oggi è diventato un grande investitore anche in Italia e purtroppo in Sardegna, anche con l'avallo purtroppo del nostro governo regionale. E quindi ti do uno stimolo, anche qua uno spunto Luca, perché evidentemente le responsabilità sono spesso incrociate, trasversali e possono partire anche da un ambito locale, perché se il Qatar, che è il massimo finanziatore dell'ISIS insieme all'Arabia Saudita, continua a essere anche un partner commerciale e per quanto riguarda gli investimenti dell'Occidente, qualche problema dovremmo porcelo. Come la Libia di Gheddafi, che era un nostro partner dal punto di vista commerciale, e qui lo dico per Salvatore perché all'epoca tra l'altro eravate anche al governo insieme, con un Berlusconi che, il Presidente del Consiglio Berlusconi, che prima bacia le mani a Gheddafi, stringe rapporti per miliardi di euro e poi diventa corresponsabile della distruzione di quel paese con una finta rivoluzione, evidentemente di mercenari finanziati dall'Occidente. Certo, ma Israele come evoluzione ovviamente del pensiero occidentale in quell'area, e di fatto si è destabilizzato un paese che oggi è la principale porta per l'immigrazione ma anche per lo sfruttamento di queste persone. Quindi responsabilità politiche locali, nazionali, e ipocrisia che, senza andare lontano nei secoli, evidentemente esiste ancora oggi nelle forze politiche che rappresentano ancora oggi in questi anni. Prego, e poi concludiamo. Lascio a lui giustamente la chiusura come padrone di casa. È stato un bel dibattito, ci sarebbe ancora da parlare da tempo. Cercherò di chiudere con 2 o 3 pillole. L'immigrazione incontrollata danneggia per primi gli immigrati regolari. Chi qui è venuto rispettando le regole, chi qui è venuto trovandosi un lavoro per un'attività commerciale, come ce ne sono molte a Cagliari che sono rispettabilissime e, come dici tu, pagano le tasse come tutti, infatti sono integrati benissimo e sono rispettati da tutta la comunità e nessuno osa dire che sono poverini, perché una cosa per un essere umano, quando lo si vede si pensa di essere con la coscienza a posto e gli si dà l'euro al semaforo anche con sdegno, poverino ti do l'euro, quella è un'offesa per un essere umano. Pensarsi di lavarsi la coscienza dandogli un euro, quello ti dico. Poi il fatto dell'immigrazione, non ho voluto citare, ma nell'immigrazione, notizia di oggi, c'era un terrorista di quello che ha ammazzato a Tunisi degli italiani e dei turisti. È un'immigrazione incontrollata, che nel barcone sono gestiti dalla malavita. E cosa si deve fare in Libia per impedire che tutto ciò continui? Un intervento militare. Un intervento militare e riportare l'ordine, non come è stato fatto giustamente. Io mi ricordo all'epoca della guerra in Libia, ero nella compagine di governo e misi un comunicato stampa da Cagliari, non conto niente come organo periferico, dicendo con tutto il mio gruppo che eravamo contrari agli interventi in Libia perché era una guerra fatta solamente dalle potenze occidentali. Quello è sbagliato.
Quindi, per carità, noi le nostre colpe ce le abbiamo, non mi prendo tutte le colpe del mondo, e io come da cristiano sono andato anche per dire che i cristiani col crocefisso bene in vista, perché io sono orgoglioso del mio crocefisso, non lo faccio per esteriorizzare, ma cerco di conseguire tutta nella mia vita i percorsi, dico anche che il crocefisso qui è un simbolo di pace e di accoglienza, e va mostrato perché questa nazione è stata costruita anche con il crocefisso, con la storia dei cristiani. E mi dispiace che molto spesso si parla dei drammi di tanti popoli e di tante situazioni e non vedo mai una riga, un pianto per i cristiani che vengono massacrati da quegli stessi terroristi che poi mandano qui barconi pieni di immigrati, di persone messe nei barconi. Ma poi dico anche, hanno sequestrato non so quanti migliaia di euro. Allora dove sono i poverini? C'erano tesori in quei barconi, e chi li gestisce questi barconi? E continuiamo a dire, ne andiamo a prendere noi, perché poi la verità, la guardia costiera italiana non sa, i nostri militari quando vanno a Lampedusa non sanno, quando vanno in mare, se andare a fare polizia marittima, cioè quindi armati, o recupero di salvataggio, quindi disarmati. È andato sempre quasi tutto bene, nel senso che erano disarmati. È capitato che hanno incontrato i cattivi, che li hanno sparati con armi da guerra. Quindi io faccio operazioni, l'Europa mi dice, mi obbliga, le convenzioni mi dice che devo mandare i miei militari a fare operazioni di cabotaggio, perché li chiamano col telefono satellitare nell'acqua marittima libica, venite a prendermi, prendo colpi di mitra, non è che dico adesso li faccio vedere io a questi furfanti che cosa fa, no, gli chiedo pure scusa, hanno preso un barcone sequestrato dalla nostra polizia. Quindi ai terroristi, proprio per dare e garantire a quei popoli la pace, diamo una lezione come si deve. E continuo, adesso arriviamo alla Sardegna, così non potevo essere troppo accomodante con Seller, se no poi mi dicono gli inciucci. Le cose che non vanno bene. La regione Sardegna, la giunta Pigliaro, in questa finanziaria ha tagliato di centinaia di migliaia di euro il finanziamento destinato alle persone che richiedevano di curarsi all'estero. La regione le paga e paga le spese per un accompagnatore. Da 900.000 euro sono scesi a 600.000 euro. Cosa è aumentato del 200% invece? Del 200% sono aumentate le spese per le spese mediche per i paesi extracomunitari. Ma allora io dico, in tempo di spending review, ma è questo che fa imbestialire e che fa diventare veramente intolleranti. Ma se uno qui ha diritto di andare a Barcellona, che c'è la clinica che ti fa le operazioni alla spina dorsale senza spaccarti tutta la schiena ma con un metodo innovativo, perché non deve avere la possibilità, i fondi sono finiti, mentre tu mi vai a ricercare nel paese extracomunitario dimenticato da chissà dove, mi vai a aumentare il 200%. Dico anche un'ultima cosa, così differenziamo anche gli immigrati. Mi prendo un altro più di tempo. Gli immigrati, lasciamo perdere il Medio Oriente e l'Africa. I Rom, famosi Rom, che non sono italiani, non sono niente, cioè non hanno stato. No, aspetta, no, sto parlando, sto parlando di quelli che si dichiarano brava, no, adesso arrivo a quello, la differenza tra Rom italiani e Rom, perché i finanziamenti che vantano molte amministrazioni comunali sono destinati ai Rom non italiani, che quindi sono popolazioni nomade, apolidi, che vogliono diventare italiani. Quelli dicono che vogliono finanziarli con quei soldi. Il comune di Cagliari, governato dal partito del consigliere Pizzuto, lui è del Sulcis, qui governa bene, lì però dico, ha dato le case in tutta la provincia. Progetto triennale, dicevano con fondi europei. Adesso siamo al 4º anno. Quindi se erano fondi europei, quei soldi sono finiti, come li stiamo pagando? E soprattutto, se erano rom italiani, cittadini italiani, perché hanno avuto una corsia preferenziale rispetto a tutti quelli italiani che richiedono la casa?
perché vengono sempre trattati da Rom, esatto, ed ecco i cittadini di serie A e di serie B che i soldi vengono spesi dalle amministrazioni pubbliche, che quando ci sono, mentre l'uguaglianza arriva quando ci sono pari diritti per tutti. Se tu come immigrato regolare, come il cittadino di Carbonia ha diritto a una casa, mi sembra ingiusto che lo Stato continui a spendere per dare a dei cittadini che non pagano le tasse, o dei cittadini come quelli i richiedenti asilo, ti ricordo, che non rimangono poco, perché tu fai richiesta di l'asilo, ci passano 6 mesi, anche un anno, quando ti viene bocciata del 50% delle domande che viene bocciata perché non hai diritto all'asilo, tu rimani a diritto all'appello e rimani per altri 2 anni. Nel momento in cui ti viene ribocciato, scusa, no, è colpa dello Stato. Nel momento in cui ti viene bocciato, non è che ti rimpatriano e ti dicono no, tu diventi cittadino qui senza nessuna legge. Tu sai benissimo, tu sai che i trafficanti di uomini, quando vengono messi in carcere, stanno in carcere qui 5 anni, poi non vengono rimpatriati nel paese d'origine, escono da Buoncammino, da Uta, escono qui e rimangono qui, e sono delinquenti, trafficanti di uomini che diventano spacciatori, diventano sfruttatori di prostitute, delinquenti che dovrebbero essere rimpatriati nelle galere, perché qui le nostre galere sono molto più tenere di quelle che possono essere in Siria o altre parti. Perché non vengono rimpatriati lì e non vengono dati alla giustizia libanese o alla giustizia egiziana? Perché invece devono stare qui liberi senza nessuna cittadinanza e soprattutto a spese di tutti noi, compresa tu, compreso io, e soprattutto mi chiedo ancora una volta perché tu devi rispettare le leggi e permetti che tanta migliaia di persone entrino in Italia a dover pagare, a mantenerli tu. Perché devi pagare tu o devo pagare io? Quelli sono uguali a te. Allora, questi senza un permesso non hanno neanche diritto a lavorare. Termino perché mi sono allungato. Termino. Io dico solo, e termino veramente perché sono dilungato. Noi riusciremo a vivere meglio in questo mondo se noi ci metteremo veramente tutti nello stesso piano, uguali diritti davanti alla legge e gli stessi doveri, e soprattutto se capiremo che l'Italia, se continua così, ci arriverà veramente una guerra, ma una guerra feroce, perché quando tu vedi disuguaglianze a Sassari, la stampa non lo racconta, quando quei rifugiati se ne sono andati da quell'hotel di Sassari perché era disperso, ma come fai a dire è disperso nelle montagne, qui c'è solo terra, c'è gente che pagherebbe per vivere a Sassari, e tu vieni qui a sputare sul piatto che ti stanno offrendo? Allora guarda. Va bene, è stato finora un confronto, per forza c'è la chiusura perché dobbiamo restituire il locale. Posso fare una domanda? No, devi contatti, mi dispiace, devi contatti. Assolutamente, non è integrazione, non è socializzazione, non è comunicazione. Perché se arrivano dei migranti, sono appena arrivati. Va bene, siccome io prima ho chiesto la disponibilità a intervenire, purtroppo ora dobbiamo anche chiudere e restituire il locale alla chiesa, chiude Luca e poi vi salutiamo e vi ringraziamo. Sì, allora sono stati nell'ultima tranche buttati dentro come dire, paniere un sacco di argomenti. Allora, per rispondere ad alcune giuste e legittimi stimoli che sono stati dati, per esempio sul Qatar, come dire, il Qatar viene, investe in Occidente, investe in Italia, si dice che finanzi l'ISIS, perché questa è una supposizione forse vera, però ancora come dire, da verificare il millimetro, però alla stessa maniera noi potremmo dire di essere alleati di paesi e alleati di multinazionali che finanziano condizioni di dittatura e di schiavitù da altre parti del mondo. E il capitale, non è che ci sono, e il capitale non è, purtroppo queste sono le dinamiche mondiali di cui poi dirò come secondo me si può rispondere. Rispetto alle altre cose che diceva Salvatore, i 600 milioni
sono frutto di un ragionamento complessivo sulla sanità dove si sono ridotte queste spese con l'impegno poi di verificare le richieste e le domande nell'assestamento, nelle variazioni che verranno fatte per poi essere reintegrati, perché tu sai che nella finanziaria è stata una riduzione della spesa sanitaria, ma questa in assestamento dovrebbe sicuramente aumentare, e lo stesso vale per questo, quindi sono stati messi invece di 900.000 600.000 euro per 6 mesi invece che 900.000 euro per un anno, con l'accordo di rimettere in assestamento. Sull'altro aspetto che dicevi, sul fatto che finanziamo e aiutiamo le persone a curarsi nei loro paesi, è un tentativo di provare ad aiutarli a casa loro. Poi stiamo parlando di cifre decisamente più basse, quindi non stiamo parlando di 1 milione di euro, stiamo parlando di pochi centinaia di migliaia di euro. Però se li dobbiamo aiutare a casa loro, qualche azione bisogna pur fare, questa è un'azione di sanità. Poi, ritornando al tema, opportunità, come dire, risorsa o problema. Io continuo a dire convintamente risorsa, e lo dimostrano anche i bilanci, perché nazionalmente il lavoro prodotto dagli immigrati in questo paese produce 12 miliardi di gettito e noi ne spendiamo per l'accoglienza 3 miliardi. Quindi poi l'accoglienza va migliorata e credo che si debba fare una ferma distinzione. Noi siamo stati un popolo di immigrati e voglio dire, non è che abbiamo esportato, l'abbiamo proprio inventata la mafia e tutt'oggi siamo i più grandi importatori. Allora, come dire, bisogna distinguere i flussi migratori dalla criminalità organizzata, che sia turismo, che sia mafia, e quella va censurata. Il fatto che oggi ne abbiamo beccato uno, che è il terrorista che ha ucciso, è un segnale che queste cose si stanno almeno provando a fare, poi sono complesse, ma lì, cioè, non ci devono essere, io su quell'affermazione che tu hai fatto prima sono d'accordo, di fronte alla legge siamo tutti uguali, quindi non ci devono essere discriminazioni di nessun tipo e la legge bisogna farla rispettare. Sulla questione dei Rom, ci sono delle leggi europee che finanziano progetti specifici per l'accoglienza dei Rom, perché gli viene riconosciuto uno status particolare dal punto di vista del diritto internazionale, quindi non è che si sono create corsie preferenziali rispetto alle altre persone, semplicemente ci sono delle voci di finanziamento che esistono e che possono essere spese in quello e vengono spese. Poi questa cosa dei 35 euro, io ci tengo a fare una riflessione, perché sembra che lo Stato per noi italiani non spenda 35 euro al giorno. Allora, se noi facciamo i conti di quanto lo Stato italiano spende, per esempio, per l'istruzione, che noi abbiamo gratuita, voglio dire, è stato fatto un conto di quasi $500.000 di euro a persona alla fine del percorso di studi, che poi noi perdiamo perché abbiamo la fuga dei cervelli, quindi non è che per lo Stato, per gli italiani non si spende, non è esattamente così. Se poi andiamo a vedere anche il welfare italiano, che secondo me andrebbe stravolto, cambiato, perché così come non funziona, i milioni di euro che vengono utilizzati per ammortizzatori sociali, che costo sono per la collettività? Se facciamo una media, io credo che sia qualcosa in più dei 35 euro. Quindi il punto è che noi dobbiamo migliorare sull'accoglienza e dobbiamo lavorare per l'integrazione. E io sono convinto che emigrazione e immigrazione siano due facce della stessa medaglia. Noi stiamo lavorando con le realtà che si occupano di immigrazione a una proposta di legge che stiamo chiamando della seconda accoglienza, che vuole cercare di creare strumenti di sviluppo attraverso la costruzione di tavoli coordinati nelle realtà che stanno vivendo più delle altre spopolamento, quindi le realtà dell'interno, le realtà periferiche, le realtà dei paesi, dove possono mettere insieme attraverso dei finanziamenti per dei progetti di sviluppo e accoglienza non solo dell'immigrato, ma anche dell'immigrato e anche del lavoratore disoccupato di lungo corso, per sviluppare localmente progetti indirizzati alla produzione, perché noi abbiamo bisogno di riprendere a produrre, non possiamo pensare di fare solo servizi in questa regione, e progetti per agevolare e favorire il consumo delle risorse che noi produciamo, perché questo è un altro problema, no? Noi consumiamo il 20%, di un 80%.
Poi permettetemi l'ultima riflessione sul ragionamento aiutiamoli a casa loro. questo sembra un euro, ma in realtà è un voto, perché ogni qualvolta noi spendiamo questo euro noi stiamo votando un modello di società. Allora, faccio un esempio banale: sapete quanto costa al produttore un paio di scarpe Nike, che paghiamo qualche centinaio di euro qua? Costa $6 mediamente, $6, perché nel mondo sono state costruite realtà di sfruttamento, becere e via dicendo, che allora il cambiamento lo deve fare la politica, e lì dico quel punto di vista che ha sulla realtà, quindi un po' anche con l'ideologia che ha questo punto di vista, deve produrre le leggi, deve dividere i criminali dalle persone per bene che vivono in condizioni drammatiche, ma c'è la scelta che ognuno di noi fa, perché è inutile che ci vogliamo dire, noi l'Africa, io prendo ad esempio l'Africa che è una realtà enorme, immensa, non ha avuto diritto a gestire le proprie risorse naturali, produce un sacco di petrolio, oro, argento, diamanti, rame, di cui c'è un fabbisogno enorme, sono tutte gestite da multinazionali esterne. Chi ha provato a nazionalizzarle è stato massacrato, ammazzato, devastato, e ci sono multinazionali che mettono in condizioni profonde di sfruttamento. Cioè, quando comprate, per esempio, lo ha dichiarato Jacopo Fo, per esempio, che è una persona di cultura italiana, quando compriamo la Nike noi stiamo votando un certo tipo di modello di società. Quando compriamo la Coca-Cola, adesso qui anche qualcuno dei miei compagni, stiamo votando un modello di società, non è che c'è da dire così, perché sono multinazionali che creano stabilimenti per far agevolare le condizioni di sfruttamento dell'uomo, e noi accettiamo di essere semplicemente un mercato di consumo. Perché io sono d'accordo con il fatto che ci sia una strategia complessiva che ancora bisogna codificare bene, come diceva, io sono molto d'accordo su questo, però noi dobbiamo scegliere che cosa vogliamo essere. Allora, noi con quest'euro abbiamo la possibilità di scegliere il mondo. Adesso, sull'integrazione, le ultime due cose e chiudo, sono esempi che faccio sempre. Noi abbiamo creato un'economia mondiale sul pomodoro, perché la pasta al sugo o la pizza margherita, quello che volete, sono prodotti della tipicità e dell'eccellenza italiana. Lo sappiamo da dove arriva il pomodoro. I francesi lo chiamavano pomme d'or perché nelle Americhe aveva un colore dorato, lo abbiamo esportato, lo abbiamo seguito e abbiamo creato un mercato milionario. Abbiamo creato un mercato milionario. Faccio un altro esempio: ma noi produciamo un chicco di caffè? No, eppure l'espresso italiano l'espresso italiano. Allora io mi chiedo, le grandi aziende che producono caffè italiano, che è venuto in tutto il mondo, e a che condizioni fanno lavorare quel popolo in quelle terre? Allora forse con quest'euro io ho la possibilità di scegliere quale tipo di mondo voglio, e questo è il primo atto di ribellione che noi dovremmo cercare di costruire insieme. Grazie. Io vi ringrazio e vi condivido una cosa: non pensavo che sarebbe andata così bene, perché due posizioni apparentemente contrapposte, ma devo dire su alcuni punti invece non più di tanto, veramente non pensavo che potessero conciliarsi in questo modo. Grazie a tutti. Quella che è nata a Serbaglio, nel 26 è nata. Sì, perché passa la messa